riprendiamo la normalità, forse. Era ora, dai, cominciamo a vivere un po'. Si respira aria di libertà. Un momento per ritrovarsi, per stare in compagnia, sicuramente per vivere anche un po' la città, visto che comunque le occasioni che fiera e festa della polenta sono quelle che ci uniscono sostanzialmente, che un po' il periodo della pandemia ci ha tolto. Ci mancava, erano 2 anni che lo aspettavamo. La voglia di festa e divertimento ha pacificamente invaso il territorio sannonatese nelle ultime settimane, grazie al ritorno della Fiera del Rosario, che ha visto il centro e non solo animarsi di gente. Sulla scia dello scorso weekend, anche questa domenica è trascorsa in un piacevole e sicuro clima di festa, grazie alla 26esima edizione della Festa della Polenta Bianca organizzata dalla Proloco con il sostegno del comune di San Donà di Piave. È sentita innanzitutto dalle frazioni che ogni anno con molta generosità si mettono in gioco, quasi una sorta di sfida enogastronomica, e quindi le diverse varietà con cui si può abbinare la polenta, quindi da quelli che sono i piatti tipici anche con qualche esempio di innovazione. Ed è sentita dalla Proloco, che cerca di fare da regia tra tutte queste iniziative con il sostegno dell'amministrazione. Un mix di storia, tradizione culinaria, aria di festa e amicizia che incuriosisce e attira persone anche oltre il confine sannonatese e dove la regina indiscussa è la polenta bianca, da abbinare con le pietanze tipiche del territorio, dalle masanette al mousse, dalle seppie alle schie, passando per il baccalà. Siamo di Mestre, siamo qui per la festa della polenta. Cosa proverà oggi di pietanza? Oggi mangio il baccalà. A me piace polenta e mousse. Oggi tocca e seppe. Io mangerò il baccalà, la mia tradizione è questa. «27 anni fa la polenta era un piatto un po' dimenticato, perché dopo gli anni 60, dopo il boom economico, la polenta era rimasta un po' nel dimenticatoio. Adesso viene riproposta alla grande dappertutto. Stanno facendo uno studio, chi è un po' più esperto di me, proprio per recuperare i grani antichi. Noi utilizziamo mais biancoperla, dobbiamo cercarlo di portare alto a queste manifestazioni proprio nel nostro territorio. Però quando giro gli occhi e vedo la piazza piena sono solo felice.